Buonasera e a tutti voi buona Pasqua da parte della redazione di Telefriuli. Una Pasqua blindata anche quest'anno, senza viaggi, gite fuori porte, senza tavolate di amici e parenti, tutto questo per tentare di frenare la pandemia. In Friuli Venezia Giulia l'andamento dei contagi nei prossimi 5 giorni sarà fondamentale per un eventuale ritorno in arancione la settimana del 12 aprile, altrimenti sarà rosso fino alla settimana successiva. Seconda Pasqua in lockdown in Friuli Venezia Giulia, dove le restrizioni da zona rossa potrebbero proseguire fino al 20 aprile. L'ordinanza firmata dal ministro della Salute Roberto Speranza prevede per la nostra regione 2 settimane in zona rossa a partire da martedì 6 aprile. Tuttavia, non è esclusa la possibilità di rivedere l'arancione con una settimana di anticipo, qualora in Friuli Venezia Giulia si scendesse sotto i 250 casi ogni 100.000 abitanti. Se l'RT è sotto 1, l'ultimo report lo ha fissato a 0,98 e i contagi sono in calo mediamente del 20%, nella nostra regione resta ancora molto alta l'incidenza. I dati di ieri, elaborati dal gruppo di ricercatori indipendenti del professor Paolo Spada, indicano in Friuli Venezia Giulia, negli ultimi 7 giorni, 292 casi ogni 100.000 abitanti. Erano 331 nel report dell'Istituto Superiore di Sanità e del Ministero della Salute illustrato venerdì scorso. Ora la provincia con l'incidenza maggiore risulta Trieste, quinta in Italia con 375 casi, seguita da Gorizia, nona con 357 casi, e Udine, tredicesima con 319. Pordenone, con 143 casi ogni 100.000 abitanti, resta la provincia della regione con meno contagi, nonostante la variante inglese risulti presente nella totalità dei casi analizzati. Resta a questo punto da capire come si muoverà la curva dei contagi da qui a venerdì, quando la cabina di regia ufficializzerà i nuovi dati. E i decessi da Covid registrati in regione oggi sono 16, qui se ne aggiungono 2 pregressi relativi allo scorso mese di marzo. Oggi su 4.016 tamponi molecolari sono stati rilevati 274 nuovi contagi con una percentuale di positività del 6,82. Sono inoltre 2.100 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali sono stati rilevati 69 casi, il 3,29%. I ricoveri nelle terapie intensive sono 82, mentre si riducono quelli in altri reparti, 582. Le persone in isolamento scendono a 13.096. Un giovane è morto e una donna è rimasta ferita a causa di una esplosione che si è verificata oggi attorno alle 13 all'ultimo piano di uno stabile nel rione di San Giacomo a Trieste. Il corpo della vittima, un giovane di circa 30 anni, sarebbe stato trovato sul letto semicarbonizzato. La persona rimasta ferita sarebbe una vicina di casa investita dal muro divisorio tra i 2 appartamenti mentre stava guardando la televisione. La deflagrazione non sarebbe stata causata da una fuga di gas, pare che l'ambiente fosse saturo di una sostanza esplosiva e che una scintilla, una particolare vibrazione nell'aria abbia fatto da innesco. La donna ferita, originaria di un paese dell'est Europa, è stata portata all'ospedale di Cattinara. E lo scheletro di un uomo è emerso alle 12:30 di oggi sulla spiaggetta di un'isola della laguna di Grado e Marano, nelle acque territoriali di Grado. Si tratterebbe, anche se tutti gli accertamenti sono in corso, di un uomo uscito in barca a novembre e mai più rientrato. Sul posto i vigili del fuoco del distaccamento di Monfalcone, assieme al personale dell'ufficio circondariale marittimo di Grado, coordinato dalla Guardia Costiera di Monfalcone. Ancora cronaca, versa in gravi condizioni un 34enne che nel primo pomeriggio di oggi è caduto dal tetto di un capannone agricolo a Maniago, di proprietà della madre. L'uomo stava probabilmente eseguendo dei lavori quando è precipitato al suolo da un'altezza di circa 8 metri, riportando ferite gravissime. È stato trasportato in elicottero al Santa Maria della Misericordia, dove si trova ricoverato in prognosi riservata. Sul posto, oltre al personale sanitario, sono intervenuti i carabinieri della stazione di Maniago.
Abbiamo bisogno di santi che vivono la resurrezione di Cristo impastando il cuore di amore e sincerità. L'arcivescovo di Udine, Monsignor Andrea Bruno Mazzoccato, durante la Santa Messa di Pasqua celebrata in cattedrale e trasmessa in diretta da Telefriuli, ha evidenziato la necessità, oggi più che mai in questo tempo di pandemia, di accogliere il lievito buono dell'amore di Cristo per trasformare la nostra vita. Sentiamo. San Paolo usa un esempio molto familiare. In tutte le case si impastava e si cuoceva il pane, quindi sapevano bene cosa succedeva. Però se il lievito era vecchio, invecchiato, l'effetto era che intossicava tutta la pasta e rovinava il pane. Il mondo nostro ha bisogno di questa resurrezione. Abbiamo bisogno di accogliere il lievito buono del suo amore che ci dia forza e trasformi il cuore. Abbiamo bisogno di santi che vivano la resurrezione di Gesù, avendo disintossicato il cuore dalla malizia e dalla perversità e averlo impastato di amore e di sincerità. Ognuno di noi può risorgere continuamente con la forza di Gesù risorto che ti fa risorgere il cuore, e dentro la nostra vita quotidiana possiamo portare la Pasqua di risurrezione dei cuori, nelle famiglie, nel lavoro, in mezzo alle persone con cui viviamo. Questa è la speranza di cui abbiamo bisogno per uscire veramente fino in fondo anche da questo tempo di pandemia. Il Signore aiuta ognuno di noi a risorgere col suo cuore. Pasqua blindata, ma in Friuli non si rinuncia alla buona cucina, che sia un pranzo preparato in casa, arrivato pronto grazie al delivery, oppure una grigliata in famiglia, in giardino, addirittura in terrazzo. Imbandita con i piatti preparati in casa o arrivati pronti da servire grazie al delivery, la tavola in questa Pasqua blindata ha rappresentato il principale svago degli italiani. A dirlo Coldiretti, la quale ha stimato che poco meno di 9 italiani su 10 sono rimasti a casa in questa giornata e che poco più del 10% dei cittadini ha approfittato delle deroghe per uscire dalle mura domestiche. Così è andata anche in Friuli Venezia Giulia, dove con i ristoranti chiusi ci si è dati da fare per festeggiare in famiglia. C'è chi nei giorni scorsi ha fatto la spesa, magari a chilometro zero, per portare in tavola i piatti della tradizione, e chi ha preferito ricorrere al delivery, anche gourmet, per non rinunciare al piacere della buona cucina, ma nemmeno ad un po' di riposo. C'è anche chi ha deciso di rivolgersi ai ristoratori, non tanto per comodità, ma proprio per dare un supporto alla categoria duramente provata dal lockdown. In un modo o nell'altro, sulle tavole friulane di Pasqua non sono mancati i piatti della tradizione, e c'è anche chi ha approfittato della bella giornata di sole per anticipare la grigliata solitamente programmata a Pasquetta. Nessuna gita fuori porta, solo un po' di brace e di carne in giardino o addirittura in terrazzo, giusto per non darla vinta al lockdown. E riprenderanno martedì 6 aprile i lavori del Consiglio regionale. Le commissioni per le prossime 3 settimane si concentreranno su una nuova legge omnibus, il disegno di legge multisettoriale 130 che arriverà in aula a fine mese. La scuola e la didattica a distanza saranno al centro dei lavori mercoledì 7 aprile con le audizioni del direttore dell'ufficio scolastico regionale e dei dirigenti responsabili degli ambiti territoriali di Trieste, Gorizia, Udine e Pordenone. Sul tavolo ci saranno tra l'altro l'andamento del contagio da coronavirus negli istituti e la sua gestione, il monitoraggio della didattica a distanza e il riavvio della didattica in presenza nelle scuole secondarie di secondo grado. E sono oltre 10.000 gli appassionati di pesca sportiva in Friuli Venezia Giulia. Per loro, pur essendoci la zona rossa, è possibile sconfinare anche in altri comuni diversi da quello di residenza lungo rogge e fiumi, ma solo per catturare il pesce. Le indicazioni del direttore dell'ente tutela patrimonio ittico. In zona rossa la pesca sportiva è praticabile nell'ambito del comune in cui si risiede o si domicilia abitualmente, quindi all'interno del comune non ci sono limiti.
È anche possibile, mentre si pesca, cioè mentre si svolge l'attività, quindi pescando lungo un fiume o una roggia, sconfinare per esigenze legate appunto alla necessità della pesca sportiva, purché poi si rientri nel comune da cui si è partiti, che deve essere sempre quello di residenza o di abituale domicilio. Questa è la situazione. È molto chiara già da qualche settimana, ci sono delle FAQ anche sul sito della Presidenza del Consiglio che chiariscono questo punto. Noi abbiamo immediatamente, anzi prima di entrare in zona rossa, pubblicato questa notizia, questa comunicazione sul nostro sito, al quale invito tutti a fare riferimento, anche perché il sito è costantemente aggiornato in funzione dell'evoluzione della pandemia. Quindi se si modificano i criteri o la classificazione delle zone, noi immediatamente modifichiamo anche il sito. Secondo appuntamento questa sera subito dopo il TG con Dante par Furlan, iniziativa del Teatri Stabil Furlan e della Fondazione De Claricini Don Pacher in occasione dei 700 anni dalla morte del sommo poeta. Sentiamo le parole della regista Carlotta Del Bianco. L'idea dal progetto Dante per Furlan è nascuta in grazie di una proposta dal Teatro Stabil Furlan e dall'interesse di portare le parole di Dante al pubblico che si sta avvicinando al Teatro Stabil Furlan e soprattutto ai giovani che in queste maniere hanno la possibilità di riscoprire il sommo poeta anche a Marilenghe. Il viaggio è estratto dall'Unfier e dal Purgatorio non sa coinvolto un'evore sia di tal studi che di interpretazione che quindi c'è tanta appassionata e intense. Le riprese si sono tenute dal Teatro Nuovo Giovanni da Udine e queste è stata un'occasione importante anche per innovare i nostri impegni per le lingue furlane e per lavorare di nuovo in teatri sul palco dopo mesi e mesi che non si va in scena. È stata veramente un'opportunità significativa e una bella felicità. E noto questo impegno l'intir costrut. Noi ci fermiamo qui, rinnovo a tutti voi e alle vostre famiglie i migliori auguri per una Pasqua di serenità da parte di tutta la redazione di Telefriuli. Grazie per averci seguito, arrivederci.